benvenuti. Vi ringrazio, sono il dottor Rabona, vi ringrazio come settore servizi della direzione regionale, vi ringrazio di questa, devo dire, numerosa presenza a questo momento significativo, una conferma di una presenza sul territorio dell'Agenzia delle Entrate, una presenza diretta, una modalità di servizio quindi che continua su questo territorio, continua con un gruppo di lavoro affiatato, coordinato dal dottor Marù, continua ad offrire i servizi attesi e i servizi proposti. Il servizio diretto con il contribuente è un servizio che viene confermato su tutto il territorio nazionale, nelle nostre forme, nei nostri ruoli, nelle nostre linee operative, e si inserisce comunque in una più ampia modalità di assistenza e di informazione tutti i contribuenti. Una modalità complessa che si arricchisce ormai di tanti altri canali di comunicazione, soprattutto telematici, che tutti coordinati correttamente e coordinati da tutti noi possono favorire e devono favorire una migliore qualità dei servizi in termini sia di tempestività sia di fruibilità della variabile fisco vissuta in maniera serena nei rapporti con tutti. Del resto mi permetto di fare un'affermazione un po' fuori dalle righe. Uso dire tra gli amici, ecco, permettetemi questa familiarità, tra gli amici quando talvolta si parla, e io svolgo un'attività che non tutti svolgono, come capita tra amici, e c'è qualche questione fiscale che talvolta ci divide e non ci unisce quantomeno immediatamente. E io sottolineo spesso e volentieri che noi siamo voi. E con questa capacità di dialogo in questo ufficio continuerà sicuramente il rapporto sul territorio e l'offerta dei complessi servizi, ripeto, anche telematici, che permetteranno a tutta la cittadinanza, a tutto il comprensorio di dialogare in maniera chiara e serena con l'amministrazione finanziaria. Vi ringrazio ancora e adesso mi permetto di presentarvi un attimo il dottor Marù. Grazie. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi il tempo è stato dalla nostra parte, una bellissima giornata che spende su questa villa veneziana. Con la nostra presenza, come così diceva il dottor Rabona, confermiamo la nostra presenza sul territorio a servizio della cittadinanza e della città di Portogruaro, e non meno importante del vasto territorio cui serviamo con questo ufficio, con tutti i colleghi che mi collaborano. Siamo già operativi da lunedì 25 gennaio. Non ci sono state nessun problema di avvio dell'attività, fortunatamente, e questo è un pregio, un plauso sia ai collaboratori del comune sia ai miei collaboratori, hanno fatto sì che le attività di trasferimento della sede da Via Mantegna a Borgo Sant'Agnese sono avvenute con tempestività e con l'efficienza massima consentita, e questo era un mio obiettivo, di non esserci disservizi con la cittadinanza. Anzi, mi preme sottolineare che la cittadinanza, quando vede questo ufficio, ci fa nettamente i complimenti, sia a noi come ufficio sia all'amministrazione comunale. Dicevo che ormai siamo operativi da più di 10 giorni. Sicuramente gli spazi che abbiamo a disposizione sono confortevoli,
avrete modo di vedere ora all'interno dei nostri locali. Vi ringrazio della vostra copiosa presenza.